Ti sono stato vicino in migliaia di mischie, fianco a fianco. Non sai cosa darei per farne adesso un'altra, per averti a fianco ancora. Stamattina ho appreso la brutta notizia e mi è caduto il mondo addosso. Mi mancherai un sacco. Sono tanti i messaggi di affetto nei social per Francesco Nardi, il 26enne trevigiano deceduto nell'incidente stradale avvenuto ieri sera poco dopo le 22 a Lancenigo di Villorba. Checco, come lo chiamavano in squadra, era molto conosciuto nell'ambiente del rugby, aveva giocato con il Villorba. Una giovane vita spezzata da un tremendo impatto con un'auto che procedeva in direzione opposta, che per cause ancora in corso di accertamento si è scontrata con la Golf condotta da un amico di Francesco. I due amici erano praticamente arrivati, dovevano recarsi nel locale al di là della strada per bere un aperitivo in compagnia. Nell'entrare nel parcheggio è avvenuto l'impatto con l'auto che viaggiava in direzione di Spresiano. Fatali le ferite riportate dal giovane rugbista che era seduto sul sedile del passeggero. Sul posto per i soccorsi sono intervenuti medico e infermieri del SUAN 118 con ambulanza e automedica. Inutili purtroppo tutti i tentativi di rianimare il 26enne deceduto poco dopo a causa delle gravissime lesioni riportate nell'incidente. Ferito invece fortunatamente in maniera non grave l'amico di Vittorio Veneto di 21 anni. Sul luogo dell'incidente sono giunti anche i vigili del fuoco di Treviso e i carabinieri della stazione di Villorba che hanno avuto il delicato compito di svolgere i rilievi del caso e accertare la responsabilità del sinistro. La Pontebana è rimasta a lungo chiusa al traffico. La salma è ora a disposizione dell'autorità giudiziaria che aprirà un fascicolo d'indagine per omicidio stradale. Il 35enne al volante della BMW ha riportato solo lievi lesioni.